Eder. Mech. Pallister. Un'indagine senza luce. Le indagini della squadra mobile di Trieste saranno viziate dal pregiudizio del suicidio. Verranno ascoltate diverse persone, tra amici, parenti, testimoni. Verranno controllate alcune telecamere e verranno tracciate diverse posizioni di cellulari dei principali attenzionati. In taluni casi saranno tracciate anche le posizioni delle automobili a loro intestate tramite il GPS, telecamere e cimici. Verranno sentiti medici e farmacisti anche nel tentativo di costruire il quadro psicofisico di Liliana, al fine di capire che tipo di periodo psicologico stesse vivendo o come realmente stesse fisicamente. Nonostante diverse testimonianze piuttosto indicative, il 21 febbraio 2023 la Procura di Trieste chiede l'archiviazione, dal momento che non riterrà che esistano elementi sufficienti per ipotizzare un'azione di terzi e che dal quadro della propria indagine sembra che la morte sia derivante dalla volontà di Liliana Resinovic. 6.1 La richiesta di archiviazione. Dopo oltre un anno di indagini, secondo la Procura di Trieste c'è una sola ricostruzione: intenzionale allontanamento dalla sua abitazione e intenzionale decisione di porre fine alla propria vita. La PM Maddalena Chergia ha depositato la richiesta, che fu vistata dal procuratore capo Antonio De Nicolò e depositata agli atti martedì 21 febbraio 2023. Per la Procura, nulla è stato trascurato di ciò che poteva essere ragionevolmente intrapreso per giungere a una compiuta descrizione delle circostanze della scomparsa e per individuazione dei possibili reati commessi in suo danno. La ricostruzione dei fatti è completa ed esauriente. Secondo De Nicolò, inoltre, com'è il dovere istituzionale della Procura è l'accertamento della commissione di reati in danno di Liliana, non quello di ricostruirne in dettaglio ogni attimo degli ultimi giorni di vita, una volta escluse sia l'avvenuta segregazione contro la sua volontà, sia la sussistenza di altre condotte lesive in suo danno ad opera di terzi. Non è chiaro se il decesso sia avvenuto lo stesso giorno della scomparsa. Sebbene alcune circostanze inducano a supporre che sia avvenuta lo stesso giorno della scomparsa, oppure che, al contrario, Liliana sia rimasta nascosta un paio di settimane ponendo fine alla propria vita solo pochi giorni prima del ritrovamento, come fa propendere la consulenza medico-legale, in definitiva non è stato possibile appurare la data della morte. In assenza di questa informazione, non è pregiudiziale sciogliere il dilemma per chiedere l'archiviazione del caso. Fondamentale è invece il fatto che non sia emersa con un minimo di concretezza alcuna ipotesi di reato specifica e perseguibile ai danni della deceduta. In poche parole, le indagini terminano dicendo che non si sa quando è morta, come è morta, ma è un suicidio. Potrebbe essere morta il 14 dicembre, ma se anche fosse morta il 5 gennaio, che cosa abbia fatto in quei giorni o con chi sia stata? Dal momento che si tratta di suicidio, chi indaga ritiene di non avere il compito di doverlo appurare. 6.2 L'opposizione dei familiari. Alla richiesta di archiviazione si opporranno Sergio Resinovic, che in collaborazione con l'avvocato Nicodemo Gentile presenterà un documento di 137 pagine. La loro strategia punterà sulla mancanza di un biglietto di addio e di una motivazione per il suicidio. A loro avviso mancano le impronte digitali sulla scena del crimine e per quanto riguarda le lesioni, i due ritengono che vadano approfondite. Si opporrà anche Veronica Resinovic, che con la collaborazione dell'avvocata Federica Obizzi presenterà un documento di 37 pagine. La nipote affermerà: «Non penso che si sia rannicchiata, si sia messa su un sacchetto e poi un altro aspettando di morire, anche perché esiste lo spirito di sopravvivenza». Veronica, nella sua opposizione all'archiviazione, riporterà le stesse motivazioni indicate dal padre Sergio, aggiungendo di volere un approfondimento tra tutti i soggetti emersi durante le indagini. Il marito Sebastiano, per molto tempo, aveva affermato di affidarsi alle decisioni dei giudici e di ritenere plausibile il suicidio, ma, messo di fronte alle due precedenti opposizioni, anche lui si troverà costretto ad opporsi all'archiviazione. Presenterà insieme al suo legale Paolo Bevilacqua un fascicolo di sole 8 pagine in cui si chiede conto della mancata ispezione degli abiti della donna e di far chiarezza sulla data esatta della morte. 6.3 Il GIP chiede nuove indagini, i 25 punti. Il 5 giugno 2023 il GIP Luigi Dainotti terrà l'udienza preliminare di opposizione
in cui dovrà pronunciarsi, sulla richiesta dei familiari, di opporsi alla richiesta di archiviazione del fascicolo inerente alle indagini per la morte di Liliana. Il 13 giugno 2023 lo stesso GIP deciderà di respingere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Trieste, non solo disponendo nuove indagini, ma mutando l'ipotesi di reato in omicidio. Secondo Luigi Dainotti, la squadra mobile dovrà fare chiarezza in particolare su 25 punti non chiariti nella prima fase di indagine. Di seguito saranno elencati i rispettivi punti. 1. Esecuzione di una nuova consulenza medico-legale, previa verifica dell'utilità di una riesumazione del cadavere, che descriva ed accerti le lesività riscontrate sul cadavere, la loro origine, il mezzo che le ha prodotte, la datazione ed ogni altro elemento utile a qualificare il decesso quale conseguenza di un'azione suicidaria o di un fatto attribuibile a terzi. B. Verifichi se la lesività al naso è correlata alla frattura definita dai consulenti del PM come probabile e antica. C. Proceda alla misurazione dell'enzima HDH a livello del reperto muscolare già acquisito in sede di esame autoptico, al fine di verificare la fondatezza di un congelamento o forte raffreddamento del cadavere. D. Proceda a uno studio accurato sullo sviluppo della rigidità cadaverica nei casi di congelamento. E. Chiarisca, se possibile, l'epoca della morte. F. Certi ogni altro utile aspetto a chiarire le circostanze del decesso. 2. Acquisizione e analisi di tutti gli account emersi dai dispositivi in uso a Liliana Resinovic, comprese le email e il cloud Apple. 3. Verifica delle celle telefoniche che ricoprono l'area del ritrovamento ed analisi del traffico di cella, con particolare riferimento a soggetti già attenzionati tramite il solo traffico telefonico. 4. Acquisizione ed analisi di tutti i dispositivi informatici, telefonici ed account in uso a soggetti vicini a Liliana Resinovic, con particolare riferimento al marito e allo Sterpin, dei quali sono state effettuate le sole analisi dei tabulati telefonici. 5. Acquisizione forense della videocamera GoPro 9 e successiva analisi al fine di verifica dei dati EXIF, proprietà dei video, data e ora di creazione, eccetera, dei vari spezzoni di video del 14 dicembre. 6. Effettuazione di una nuova analisi dei tabulati telefonici in uso a Visintin, Sterpin, Covalero, Piergiorgio e di tutti i soggetti attenzionati nell'indagine, utilizzando strumentazione ASCOM, TEMS o Nemo Outdoor, che consente l'esatta collocazione dell'utilizzatore del telefono. 7. Precisare il criterio con cui fu stabilito lo scarto di 5 minuti delle videocamere di sorveglianza. 8. Verificare l'esatto orario della telecamera dell'autobus Camp 1 del 14 dicembre. 9. Raffronto tra tutte le tracce di DNA rilevate su tutti i reperti a disposizione. 10. Effettuare un esame di raffronto tra il segmento A, già raffrontato con Visintin, Sterpin e Nasti, con Covalero e Piergiorgio Visintin. 11. Effettuare un raffronto con tutti i prelievi di DNA rinvenuti con Visintin, Sterpin, Nasti, Covalero, Piergiorgio Visintin e gli altri soggetti attenzionati nell'indagine. 12. Effettuare un esame comparativo tra l'impronta agguantata in trama di tessuto e i guanti utilizzati dagli operatori, al fine di accertare o escludere intervento di terzi. 13. Eseguire un esame comparativo tra l'impronta guantata ed il guanto repertato rinvenuto sulla scena del crimine. 14. Effettuare l'analisi del materiale biologico prelevato sull'impronta guantata e procedere al raffronto con le altre tracce di DNA, in particolare con quello rinvenuto sul cordino. 15. Analizzare in modo completo ed analitico il contenuto degli hard disk consegnati da Visintin agli amici. 16. Escutere a SIT Sergio Resinovic, Micheli e Visintin in merito alle circostanze del ritrovamento della fede. 17. Escutere Visintin, Micheli e i coniugi Gramegna in merito alla disponibilità di somme di denaro in casa della coppia. 18. Sottoporre ad analisi forense dei campioni di pelle della vittima per stabilire se il corpo era stato congelato. 19. Analisi dei dispositivi consegnati il 17 febbraio da un amico della coppia per individuare filmati o foto che ritraggano Sterpin. 20. Analisi dei tablet di Liliana e Sebastiano per scoprire se sono presenti ulteriori foto o documenti da cui si possano trarre altri dettagli. 21. Stabilire se le 2 chiavi trovate appartengono o no al luogo in cui Claudio e la sua amante si incontravano. 22. Ottenere da Sterpin maggiori informazioni sull'uso di queste chiavi e sul motivo per cui inizialmente non ne aveva parlato agli investigatori. 23. Analizzare gli abiti che Liliana indossava al momento del ritrovamento.
24. Accertamento tecnico-scientifico alla ricerca di materiale biologico sulla borsa della donna, sull'orologio e sui sacchi neri. 25. Altre azioni investigative che il pubblico ministero ritenga utili per andare a fondo della questione. La nuova autopsia della Cattaneo. Contestualmente alle nuove indagini viene disposta una nuova autopsia sul corpo di Liliana che sarà svolta dalla dottoressa Cristina Cattaneo. Il corpo, riesumato al cimitero di Trieste in data 13 febbraio 2024, sarà trasportato nel pomeriggio stesso all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Da subito sarà chiaro a tutti i consulenti che le pessime condizioni in cui il corpo è stato conservato non permetteranno grandi analisi. Oltre ai nuovi esami verrà effettuata una rivalutazione degli esiti dell'autopsia che era stata svolta dal dottor Fulvio Costantinides. Nel dicembre 2024 verrà anticipato che da tali analisi emerge la presenza di nuove fratture perimortali ascrivibili all'azione di terzi. Tuttavia la dottoressa Cattaneo, che inizialmente doveva depositare le proprie risultanze entro la metà di dicembre 2024, chiederà 2 rinvii di 30 giorni, ricollocando quindi la data di consegna al 14 febbraio 2025. Il lavoro della Cattaneo sarà inviato tramite PEC nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle ore 1:40 am e consisterà in una relazione lunga 240 pagine. Le sue conclusioni non verranno immediatamente rese note, ma il 2 marzo il procuratore della Repubblica, Federico Frezza, emetterà un comunicato stampa nel quale affermerà che, in seguito al grande lavoro svolto dai consulenti Cattaneo, Vanin e Tambuzzi, si impone una profonda rivalutazione dell'intero procedimento con eventuali nuovi accertamenti e acquisizioni, il cui oggetto non può venire reso pubblico. Ma cosa è emerso davvero da questa autopsia? Le evidenze tecniche a disposizione convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta trova concreta motivazione tecnica. Tutto ciò appare sufficiente per confermare che si debba cercare chi l'ha uccisa. Nel dettaglio, questa convinzione nasce da 8 passaggi. La morte di Liliana è da collocarsi, in via di elevatissima probabilità, nella mattinata del 14 dicembre 2021. Dagli accertamenti tecnici non è emerso alcun elemento contrastante con questa ricostruzione, che invece trova conferma nelle evidenze ambientali, naturalistiche, anatomopatologiche e medico-legali. È molto probabile che il corpo sia sempre rimasto nello stesso luogo in cui è stato ritrovato. Ciò è suffragato dalle evidenze scientifiche e dall'assenza di elementi indicativi di permanenza in altro luogo. Né esistono elementi neanche lontanamente suggestivi del fatto che il corpo della donna possa essere stato soggetto a procedura di congelamento. La causa della morte è da ricondursi a asfissia meccanica esterna, tecnicamente soffocazione esterna diretta, contestuale o immediatamente successiva all'applicazione di lesività di natura contusiva, afferramenti, urti, compressioni, pugni graffi, certamente al capo, alla mano destra e molto probabilmente ad altre sedi del corpo, torace e arti. Reperti certamente attribuibili all'esività traumatico-contusiva venivano rinvenuti al capo in diverse sedi, ai quali si associavano riscontri microscopici di plurime contusioni cerebrali. Si aggiungevano altri reperti da considerarsi aventi molto probabilmente un'origine traumatico-contusiva a torace e arti. Le indagini microscopiche hanno rivelato che le contusioni indagabili hanno un'epoca di produzione molto prossima alla morte. Stante la configurazione delle lesività e i molteplici poli di impatto su differenti piani e in posizioni tra loro asimmetriche, l'ipotesi che la produzione di tali complessi lesivi possa essere attribuita a evento accidentale risulta tecnicamente non prospettabile, delineando uno scenario in cui essi possono trovare una concreta e plausibile spiegazione tecnica solamente con l'avvenuto intervento di una terza persona. Non vi sono elementi tecnico-scientifici che supportino l'ipotesi del suicidio. Le evidenze tecniche a disposizione convergono a delineare uno scenario in cui solo una dinamica omicidiaria estrinsecatasi a mezzo di soffocazione esterna diretta trova concreta motivazione tecnica. Da tutto lo screening e dagli esami merceologici e naturalistici condotti non emergeva alcun elemento significativamente indicativo della permanenza o di contatti del corpo e degli indumenti indossati con ambienti o oggetti caratteristici. Dagli esami esperiti sono emersi elementi piliferi,
dagli indumenti, dai sacchetti e dai peli pubici, per cui si suggeriscono approfondimenti genetici a mezzo di nuove tecnologie di sequenziamento ultramassivo, NGS, nell'ottica della ricerca delle terze persone coinvolte. Analogo suggerimento viene esteso per l'analisi di tutti gli estratti ancora esistenti delle indagini genetiche già effettuate e ritenuti pertinenti, nonché per le formazioni pilifere già precedentemente campionate dalla polizia scientifica. Sarebbe stato un movimento di iperflessione o iperflessione combinata con forze di rotazione del segmento cervico-toracico, il chokehold, a causare la morte di Liliana Resinovic. Anche questo si evince dalla relazione medico-legale che parla di una manovra di afferramento da tergo con incavo dell'avambraccio dell'aggressore che avvolge il collo. Una combinazione tra movimento e forze prospettabile in caso di soffocazione esterna diretta con afferramento e compressione almeno di una parte del volto, specie se inserita in un contesto di colluttazione o comunque di movimenti compiuti dalla donna nel tentativo di divincolarsi e di immobilizzare da parte dell'aggressore. Sarebbe stata questa manovra a causare la frattura perimortale alla faccetta articolare superiore sinistra della vertebra toracica T2, rilevata sul corpo di Liliana. Si tratta di una frattura con aspetto perimortale, cioè la lesione è stata prodotta quando l'osso manteneva ancora le sue proprietà elastiche e dunque in un momento poco prima o poco dopo il decesso. Secondo quanto si legge nella perizia, sul corpo di Liliana c'erano segni di una colluttazione. Il volto di Liliana Resinovic era attinto da lesioni non solo anteriormente, ma anche alla superficie laterale destra e sinistra. A seguire poi la mano destra. Complessivamente 4 poli d'urto, colpi diversi. Sono quelli riscontrati dai periti incaricati dalla procura e contenuti nella relazione medico-legale, che esclude un evento accidentale come una caduta, perché sarebbe necessario che questa fosse avvenuta in maniera rocambolesca, con un rotolamento o un movimento tale da fare urtare il volto più volte contro una superficie piana o ottusa. L'analisi del corpo porta gli esperti a ipotizzare anche l'ora della morte, probabilmente avvenuta nella mattinata del 14 dicembre 2021, entro 4 ore dalla colazione. La fascia oraria del presunto omicidio dunque sarebbe entro le 12 di quella mattina. Secondo i periti, una volta uccisa, il corpo di Liliana sarebbe giaciuto in posizione fetale sin dall'evento morte o sarebbe stato lì posizionato poco tempo dopo, indicativamente non più di 6-10 ore in media. Per i consulenti non è emerso alcun elemento tecnico che contrasti con il fatto che il corpo della donna sia rimasto sempre nello stesso luogo in cui è stato poi ritrovato. A dimostrarlo sono le evidenze meteorologiche, entomologiche e botaniche che appaiono particolarmente in armonia con tale scenario. I periti, infatti, considerando che nel boschetto dove fu trovato il corpo il 5 gennaio 2022 la temperatura si è mantenuta intorno ai 5 gradi praticamente per tutto il periodo dalla scomparsa di Liliana fino al ritrovamento, anche attraverso comparazioni con la casistica dell'Istituto di Medicina Legale di Milano. Ci sono alcuni indizi chiave sul corpo della donna che restituiscono tracce di quello che potrebbe essere il DNA dell'assassino. L'esame degli indumenti e la flottazione dei sacchetti che racchiudevano il capo, dei capelli e dei peli pubici hanno restituito 15 formazioni pilifere raccolte. Attraverso nuove tecnologie di sequenziamento ultramassivo, NGS, si potrebbe giungere a scoperte importanti. Anche perché esistono altre 2 formazioni pilifere campionate alla polizia scientifica ed eventuali estratti residui da indagini genetiche su Cordino, sacchi esterni e altri reperti già esaminati per ricercare la presenza di DNA di terzi. Il materiale è stato rinvenuto in minima quantità e il rischio che possa essere intervenuta una contaminazione in una prima fase delle indagini rimane. La superperizia suggerisce anche di estendere approfondimenti per tutti gli estratti ancora esistenti delle indagini genetiche già effettuate, ritenuti pertinenti, nonché per le formazioni pilifere già precedentemente campionate dalla polizia scientifica. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.